Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata di 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di temi sanitari per iniziare, ma nella seconda parte della puntata ci occuperemo di chimica perché avremo con noi la Presidente nazionale del Consiglio nazionale dei chimici, che è una padovana, Nausicaa Orlandi. Invece iniziamo appunto dalla sanità, dalla salute, perché tra qualche giorno si celebrerà la giornata internazionale dell'epilessia, il prossimo 4 marzo, e noi abbiamo il piacere di avere in studio il dottor Stefano Bellon, che è anche il presidente di AICE Veneto, l'associazione che si occupa proprio di questo tema. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. È anche la prima volta che la intervistiamo su questo tema, l'abbiamo conosciuta in tante vesti nel suo impegno a favore del mondo delle associazioni e questo è il suo battesimo televisivo per quanto riguarda l'epilessia. Assolutamente sì, è il mio primo intervento pubblico e comunicativo sul tema dell'epilessia. Ecco, come mai ha deciso di impegnarsi, allora cominciamo proprio da questo, all'interno dell'AICE, che è la più rappresentativa tra le associazioni che si occupano di epilessia? Una vicenda familiare mi ha avvicinato al mondo dell'epilessia. E una volta risoltesi in maniera assolutamente positiva la vicenda familiare con il controllo della malattia, poi sono rimasto in contatto, la vicenda è iniziata con la neurologia pediatrica, sono rimasto in contatto, mi hanno chiesto, mi è difficile dire di no quando il mondo dell'associazionismo e soprattutto quando il mondo dell'infanzia è in difficoltà chiama, e quindi ho dato la mia disponibilità. Ecco, e tra l'altro per una buonissima causa, secondo me, perché tra tante malattie di cui si parla l'epilessia è forse quella più trascurata, ed è invece una malattia che colpisce moltissime persone. Assolutamente sì, è una malattia che ha radici antiche, molto antiche, perché i primi segnali di attività e di attenzione nei confronti dell'epilessia si perdono nella notte dei tempi, 4000 prima di Cristo, quindi una malattia veramente antica come prima segnalazione. Già allora però la malattia era caratterizzata da un discreto numero di discriminazioni nei confronti di chi era affetto da questo tipo di disturbo. Purtroppo è un disturbo che coglie d'improvviso, e da lì il termine di epilessia, proprio colti d'improvviso dall'etimologia greca, e questo genera molte diffidenze, molte discriminazioni. Va detto però che è una malattia assolutamente curabile, assolutamente controllabile con le medicine, e forse tra poco si potrà anche curare sempre con le medicine. Non solo curare in via definitiva, dice lei? Assolutamente, non solo ed esclusivamente trattare i sintomi, ma riuscire ad arrivare a trattare direttamente la malattia. Non si conoscono ancora completamente le cause e l'eziologia di tutte le epilessie, la maggior parte sono idiopatiche. Si sa che a un certo punto, in un momento assolutamente imprevedibile, il cervello in un punto focale ha un momento di anarchia, scatena la crisi epilettica che poi si svolge con dinamiche abbastanza coinvolgenti da parte di chi la vive, ma soprattutto di chi ne è vicino al soggetto che ne viene colpito, in maniera anche importante, colpisce, c'è questo sussulto del corpo, agli estremi ci può essere anche la perdita del controllo degli sfinteri e l'assenza totale da parte della persona, per cui è comunque un momento critico ed è un momento che genera paura. E questo momento che genera paura ha generato anche nel corso degli anni, e tuttora succede, diffidenza, per cui le persone affette da epilessia vivono tuttora alcune discriminazioni. Ed è, credo, lei ha parlato di epilessie, quindi non c'è soltanto una formula e una descrizione che può valere per tutti. Intanto si può manifestare, come dicevamo all'inizio della trasmissione, anche nei bambini appena nati, oppure si può manifestare nel corso della vita. Assolutamente sì, l'80% della malattia si manifesta nei primi 18 anni di vita. Poi c'è un piccolo gap positivo, nel senso che non ci sono tanti casi, e poi ricomincia verso nell'età anziana. E fondamentalmente vengono in questo momento trattate e curate positivamente, e si tiene sotto controllo la malattia nel 75% dei casi,
ma esistono ancora una discreta fetta di persone che non riescono a tenere sotto controllo l'epilessia. Ecco che allora lì si può intervenire anche con altre metodiche terapeutiche, tra cui la chirurgia dell'epilessia, che sembra una cosa, mi mettono un'operazione sul cervello, ma ci sono ottimi risultati, si identifica e poi con la diagnostica il punto preciso che scatena la crisi epilettica, e poi chirurgicamente, una volta che abbiamo esaurito tutte le armi farmacologiche, viene eliminato. Quindi può essere, cioè non è per tutti lo stesso punto del cervello che viene sollecitato, no, cioè proprio per ogni persona è diverso. E queste sono le epilessie, diciamo, idiopatiche. Poi ci sono le epilessie che possono essere la conseguenza di qualche altra malattia, un difetto genetico, un difetto cromosomico, oppure un evento durante il parto che abbia provocato un'ipossia importante del cervello, oppure un ictus, una neoplasia e altre patologie cerebrali che quindi diventano punto di innesco della crisi epilettica. Ecco, penso che la diagnostica sia abbastanza determinata, cioè la crisi epilettica si manifesta, come lei ha detto, in maniera piuttosto sconvolgente, che anche visivamente, quindi viene anche riconosciuta subito. Assolutamente sì, è una cosa chiara, clamorosa, immediata, che non desta di solito assolutamente sospetti o genera dubbi. Però esistono anche altre forme di manifestazione della malattia che possono essere quello che una volta veniva chiamato il piccolo male, e cioè dei periodi di assenza, momentanea assenza del soggetto. Senza che si scateni proprio le convulsioni. Esatto, senza che si scateni la vera crisi epilettica, oppure dei movimenti fini delle mani, degli arti o l'ammiccamento, insomma un'altra sintomatologia un po' più modesta, un po' più sfumata, ma che poi ovviamente cattura l'attenzione del familiare, del genitore che la vede, genera l'allarme, e poi ovviamente i medici provvedono con la diagnostica, il classico elettroencefalogramma e poi di solito TAC cerebrale e risonanza magnetica. Ecco, per un periodo abbiamo parlato anche noi giornalisti di cause scatenanti, episodi di epilessia, soprattutto nell'adolescenza, le luci della discoteca, i videogiochi, tutte queste sollecitazioni anche visive possono avere una correlazione con le crisi? Assolutamente sì, esistono, soprattutto viene descritto in letteratura, gli stimoli ripetitivi e costanti in ovviamente il soggetto predisposto possono portare alla determinazione, all'insorgenza della crisi epilettica. Questo sì. Quindi c'è una specie di manuale che una persona che ha avuto delle crisi deve rispettare, c'è un modo di comportarsi durante il giorno? Beh, chi ha avuto una crisi epilettica, chi soffre di epilessia, sa innanzitutto che la perfetta aderenza alla terapia farmacologica lo allontana in maniera importante da avere una crisi. Sa anche che con determinati farmaci non è prevista l'assunzione o bere alcol in modo smodato, e anche questo lo indica, lo aiuta a non avere ulteriori crisi. Insomma. Quindi una vita regolata nel sonno, nella veglia e lontana dagli stravizi, insomma. Il sonno soprattutto è uno dei pochi momenti ristoratori del cervello, e soprattutto nel soggetto affetto di epilessia è una cosa importante. La privazione del sonno può essere un fattore scatenante. Il tema delicato, appunto, perché come lei ha detto, ormai l'epilessia si può tenere sotto controllo con i farmaci, le persone conducono una vita del tutto normale, guidano, se ne vanno in giro di giorno, di notte, appunto facendo attenzione ad avere un comportamento di vita abbastanza regolare. È giusto parlarne o no? Perché, come lei ha detto, ci sono ancora tante persone che magari non conoscono bene Se ne deve assolutamente parlare, perché parlandone si genera sicurezza, si diffonde l'informazione che è una malattia assolutamente controllabile, esattamente come tante altre malattie dell'infanzia, come il diabete, come l'asma, come altre patologie che possono colpire l'infanzia e l'adolescenza, e soprattutto parlandone si tranquillizzano tutti quelli che stanno intorno e anche nel momento della crisi sanno
come porsi e come atteggiarsi nei confronti della persona, del congiunto che ha la crisi. Perché appunto la crisi può arrivare in qualsiasi momento e quindi anche adesso ultimamente vediamo che nei supermercati o nelle zone abitate vengono messi degli strumenti, dei defibrillatori in caso appunto di problemi con il cuore. E bisogna sapere come comportarsi anche nel caso una persona abbia una crisi epilettica. La prima cosa da fare è osservare che cosa succede durante la crisi epilettica per poi saper riferire e mettere la persona in posizione di sicurezza, di solito sdraiata, piegata su un fianco, non introdurre assolutamente nulla in bocca, nella maniera più assoluta. C'è questa leggenda di tentare di aprire la bocca e quant'altro, non mettere assolutamente nulla in bocca, mettere in sicurezza, tranquillizzare, stare vicino. Nel 90% dei casi le crisi si esauriscono nel giro di pochissimi minuti, solo quando la crisi supera i 4-5 minuti, allora è bene allertare i servizi di emergenza e ovviamente provvedere al ricovero. Infatti abbiamo avuto ospiti dei pazienti che purtroppo soffrono di epilessia e anche loro hanno ribadito molto spesso questo concetto. Se vedete una persona che ha una crisi epilettica è inutile chiamare subito l'ambulanza, perché magari nel tempo in cui arriva l'ambulanza la crisi è già superata, quindi bisogna un po' convivere, sapere che può succedere di imbattersi in questo fenomeno. Assolutamente sì, però le persone vanno tranquillizzate, tutti sanno che possono continuare a fare le loro attività sportive, i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, anzi addirittura sono incentivati a continuare a fare lo sport fa bene anche ancora di più la loro vita quotidiana. Certi sport particolarmente pericolosi, particolarmente estremi, agonistici, possono non essere consigliati, però in normali attività sportive che gli adolescenti fanno vanno incentivati, perché poi lo sport diventa una terapia, perché mantiene l'attività, la quotidianità del ragazzo, mantiene l'inclusione, non viene emarginato perché magari si sente privato di un aspetto importante della sua giornata proprio per questo tipo di patologia. Lei ha detto che per un certo periodo della vita quasi ci si dimentica di aver sofferto di epilessia, ci sono delle fasi in cui è quiescente sostanzialmente e appunto le persone magari pensano di averla superata per sempre, invece bisogna sempre mantenere un po' l'attenzione? Da 5-6 anni è stata riconosciuta nell'epilessia la guarigione, che era un concetto assolutamente impossibile fino a 7-8 anni fa. E si parla di guarigione quando si sta 10 anni senza crisi e senza terapia. Tenete in considerazione che fino a pochissimi anni fa chi aveva anche una singola crisi epilettica nell'arco della sua vita era in qualche modo identificato permanentemente con quel problema. E l'ostacolo maggiore era rappresentato dalla patente, proprio per l'imprevedibilità. Per quello che prima io le ho fatto anche questa domanda, perché la prima persona è anche il datore di lavoro, no? E la patente e la guida su strada. Quello è un argomento particolarmente spinoso ed è uno degli argomenti che alimenta la discriminazione. Se noi prendiamo quante persone in Italia possono avere l'epilessia, sono circa 600.000, circa dallo 0,8 all'1%. È una percentuale alta. Sì, sono circa 60 milioni di persone al mondo che hanno l'epilessia, quindi se noi prendiamo un paese come l'Italia, quante persone in Italia potenzialmente hanno l'epilessia in base alle statistiche e vediamo quante sono le esenzioni per patologia, ci rendiamo conto che queste sono la metà del numero potenziale. Esistono purtroppo tantissime persone che per un motivo o per un altro, giustificato o meno, non comunicano la loro patologia, non comunicano la malattia. E questo è solo ed esclusivamente perché la malattia ha delle stigmate negative insite nella sua denominazione, nella sua connotazione. Io prima l'ho interrotta, lei stava facendo un ragionamento importante da questo punto di vista. Diceva che le persone che avevano anche soltanto una crisi nella vita erano di fatto costrette a seguire per sempre la terapia. Per sempre la terapia e il rinnovo della patente era ogni 2 anni. Adesso la situazione è cambiata? Adesso
anche l'Italia ha recepito una normativa europea, la situazione è radicalmente cambiata, esiste un adattamento quasi su misura sul singolo cittadino o persona che abbia l'epilessia e possono essere estesi i rinnovi delle patente anche simili ai rinnovi delle patenti delle persone sane. Ecco. Quindi diciamo che magari abbiamo detto che le persone un po' si dimenticano per un certo periodo della loro vita, magari non fanno i controlli così frequentemente e magari non seguono le terapie appunto in maniera... quello è il rischio più grosso. Ecco, approfittando di questa giornata internazionale dell'epilessia, possiamo fare un po' di memo su quelli che sono appunto i comportamenti che bisogna avere nel caso ci siano state delle crisi in adolescenza o quando si è stati bambini, o di solito come bisogna prenderla questa malattia, come bisogna comportarsi? Va presa ovviamente con un atteggiamento responsabile, va regolarmente assunta la terapia che viene consigliata dagli specialisti, ci si affida ovviamente a degli specialisti, teniamo in considerazione... Nel caso a un certo punto sia stata sospesa la terapia? Nel caso in cui sia stata sospesa e d'accordo con lo specialista e si ripresenti la malattia, si riprende purtroppo ad assumere la terapia. Potrebbe anche non essere la stessa terapia di prima, magari un altro approccio terapeutico, un'altra pastiglia, tra virgolette, con un altro principio attivo proprio per controllare meglio la patologia. E purtroppo è una patologia che per alcuni versi può essere invalidante, soprattutto per la donna. Infatti esistono in Italia in alcune realtà regionali esistono ambulatori esclusivamente dedicati all'epilessia nella donna, perché purtroppo la donna deve anche affrontare fortunatamente un periodo importante della sua vita rappresentato dalla gravidanza. Molti farmaci che vengono utilizzati per l'epilessia sono teratogenici e quindi la gravidanza diventa tra virgolette, un piccolo problema da affrontare, devono essere programmate perché può essere necessario modificare la terapia e non si può rischiare una crisi epilettica in gravidanza, e poi c'è tutto il problema del parto, l'allattamento, e quindi anche la gravidanza nella donna malata di epilessia rappresenta un momento importante. Esistono comunque tanti bambini, figli e figlie di mamme affette da epilessia. Bisogna sapere affrontare anche questo tema, quindi si può arrivare ad avere una gravidanza. Assolutamente sì. E noi da poco a Padova abbiamo anche un ambulatorio dedicato all'interno dell'USL 6, dell'attuale USL Eugania 6, dedicato appunto alla donna e alla... Quindi anche noi ci siamo adeguati, per fortuna. Assolutamente sì, come ci stiamo adeguando in tanti altri aspetti, soprattutto nell'attività formativa nelle scuole. E insieme AICE Padova ha promosso, insieme ai neurologi della clinica pediatrica, una quindicina di incontri. Stiamo andando in esaurimento perché l'anno scolastico sta per finire, nelle scuole della provincia di Padova in collaborazione con l'ex provveditorato e la Federazione delle Scuole Materne, incontri che sono seguiti da tantissime persone, anche 100-120 insegnanti che hanno la necessità di sapere, perché la necessità di sapersi come comportare quando in classe improvvisamente, inaspettatamente avviene una crisi epilettica, significa anche tranquillizzare non solo l'alunno che ha la crisi, ma soprattutto tutti gli altri. I bambini che si spaventano, ovviamente. Si spaventano tremendamente, perché certo, è un evento che spaventa. Che spaventa, ma che si può gestire e che anche magari i fratelli imparano a gestire. Perché... I fratelli, i genitori, i nonni che sono molto coinvolti nella gestione dei nipoti, e tutto questo serve a generare un clima positivo nei confronti e verso le persone affette da epilessia. Il prossimo 4 marzo alle 15 al Museo della Storia della Medicina di Padova ci sarà proprio una giornata dedicata a questi temi, con la proiezione anche di un film documentario e vari esperti che interverranno. Chi vuole potrà partecipare. Io mi devo fermare un attimo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme per capire, soprattutto nei bambini, perché le mamme ovviamente si spaventano anche molto giustamente se il figlio ha qualche episodio, nei bambini cosa si può fare, che tipo di danni provoca la crisi e che tipo di soluzioni si possono sperimentare. Tra pochissimo ci vediamo qui.
Eccoci qui questa mattina per parlare di un tema poco affrontato, eppure una malattia che colpisce moltissime persone, l'epilessia. Il prossimo 4 marzo ci sarà la giornata internazionale dell'epilessia e a Padova ci sarà un incontro straordinario al Museo della Storia della Medicina, che tra l'altro merita già di per sé stesso una visita perché è bellissimo, e alle 15 ci saranno vari rappresentanti medici, professionisti, esperti a confronto, ma ci sarà anche la proiezione di un film documentario che si chiama Dissonanze, per aiutarci a comprendere questa patologia e anche ad affrontarla e a non averne paura. Con noi c'è il professor Stefano Bellone, buongiorno di nuovo e grazie di aver partecipato a questa puntata. Dicevamo prima di lasciarci, prima della pausa, che soprattutto sui bambini le mamme sono spaventate delle crisi che avvengono in tenerissima età, che sono forse anche quelle più pericolose. Allora, in tenerissima età possono avvenire degli eventi che possono simulare la crisi epilettica, che sono le famose convulsioni febbrili. Quando la temperatura raggiunge valori molto elevati si possono verificare, proprio per il valore elevato della temperatura, dei sintomi che siano simili alle convulsioni. Spesso e volentieri il primo approccio con con un pronto soccorso pediatrico avviene proprio nel timore, durante una di queste convulsioni, che si parli proprio di malattia epilettica. Non è così. Purtroppo poi la malattia si può presentare, ripeto, a qualsiasi fascia d'età nei primi 18 anni di età. Il primo esordio è di solito quello che caratterizza la malattia, potrebbe non essere quello che induce immediatamente ad assumere un atteggiamento farmacologico, nel senso che si potrebbe anche avere un atteggiamento di attesa e aspettare una seconda. Quindi il medico potrebbe dire vediamo come... Non è detto, va comunque portato uno specialista. La nostra clinica neurologica pediatrica è punto di riferimento regionale per quanto riguarda le epilessie infantili, e già questo è un punto di riferimento importante per tutte le mamme. Vengono visti moltissimi casi, quindi ovviamente l'esperienza è più alta, anche perché, come avviene ormai conduce per moltissime patologie, la diagnosi precoce è fondamentale. La diagnosi è il momento più importante, per quanto sono sempre diagnosi importanti, non è una diagnosi leggera assolutamente, è una diagnosi che va comunicata con attenzione e condivisa con attenzione con i genitori, perché, ripeto, si tratta di una malattia che può assumere il carattere della cronicità, può succedere che la malattia accompagni per tutta la vita il cittadino, e quindi va mutuato con i genitori, questo è un atteggiamento assolutamente positivo. E nei confronti di una crisi il bambino va messo in sicurezza, evitando che i sussulti, le contrazioni, la convulsione non provochino ulteriori traumi. Talvolta succede che la crisi avviene con i bambini in piedi, in normale attività di gioco a scuola, e magari è anche accompagnata da un trauma cranico, perché è proprio una caduta a terra. Nei tempi andati che appartengono alla nostra infanzia si parlava del mal del caduto, proprio perché il primo sintomo, il sintomo più caratteristico, era la caduta a terra improvvisa, senza nessun sintomo di avvertimento. E va messo in sicurezza assolutamente. Sulla prima crisi è ovvio che va accompagnato a un pronto soccorso, e in maniera tale da avviare successive indagini e valutazioni. Ecco, abbiamo aperto la puntata con una nota molto positiva, perché lei ha detto si sta cominciando a parlare di guarigione. Sì. Che era un termine che appunto non si poteva utilizzare per questa patologia. Che cosa sta cambiando e la ricerca cosa sta facendo? E anche l'associazione l'AICE che lei presiede lavora molto in questa direzione, nella ricerca, oltre che nell'informazione. Assolutamente sì. La ricerca soprattutto si indirizza soprattutto sulle patologie, sulle epilessie farmacoresistenti, perché sono quelle che purtroppo sono le più difficili da controllare, e soprattutto sono quelle che minano in maniera importante la qualità della vita del soggetto. Fino adesso la terapia farmacologica ha curato i sintomi, è in grado di curare i sintomi e di allontanare quindi le crisi. In maniera più o meno importante.
nei tempi passati in maniera anche, diciamo, con un'attività salute. Grazie. Con un'attività sedativa importante nei confronti del soggetto, quindi con un impoverimento importante della qualità di vita. Adesso invece ci sono nuovi farmaci che hanno effetti collaterali molto ma molto più limitati. Sta arrivando, e l'abbiamo scoperto a un convegno internazionale che si è tenuto appunto nelle manifestazioni per la giornata internazionale dell'epilessia che si è tenuto l'11 febbraio, promosso appunto da AICE Veneto, abbiamo scoperto che sta per arrivare sul mercato un farmaco, potrebbe essere tra la fine del 17 e i primi mesi del 18, che vada a curare la malattia, cosa che non è fino adesso mai esistita, e soprattutto c'è stato un lungo periodo di un po' di sonnolenza anche da parte della ricerca medica e dalla parte delle case farmaceutiche a investire su una patologia che non è così, non è l'ipertensione, non è il diabete, non stiamo parlando dell'oncologia, dove di massa, insomma, non è di massa, però insomma ha una quota importante. In fin dei conti il 70% dei pazienti sta bene, viene curato, non ha crisi, fa la sua vita più o meno, per cui le case farmaceutiche non erano incentivate a andare a fare ricerca, anche le attività di ricerca non erano così incisive. Insomma, mano a mano anche la consapevolezza, le varie manifestazioni, la giornata mondiale dell'epilessia, le pressioni delle associazioni laiche hanno fatto sì che la ricerca possa portare nel giro di poco tempo a individuare un farmaco che curi la malattia. E questo sarebbe veramente una chiave di svolta per l'epilessia. Mamma mia, ce l'auguriamo ovviamente tutti quanti. Un'altra questione molto importante è la socialità, no? Poterne parlare, abbiamo detto, perché spesso queste persone se lo tengono, lei stesso ha detto, la metà delle persone non lo comunica, e quindi creare delle occasioni per incontrarsi, per scambiarsi le opinioni, le paure, le preoccupazioni collegate alla convivenza con una patologia così credo sia anche molto importante. Assolutamente, la cosa più importante è generare consapevolezza sicura, tranquilla, serena nei confronti di questa patologia. È una patologia curabile, con la quale si può tranquillamente vivere, non è una malattia trasmissibile, non è una patologia, una malattia dalla quale uno si deve difendere, deve allontanarsi, ma assolutamente una patologia come tantissime altre. Abbiamo parlato prima di gravidanza, credo che una preoccupazione nelle famiglie sia anche la possibilità che possa essere ereditaria, no? Non c'è dimostrazione scientifica da questo per le epilessie più comuni, le più normali, non c'è evidenza. Per l'epilessia che dipendono da malattie genetiche o cromosomiche, quello sì. Però anche questo momento che noi stiamo vivendo adesso come trasmissione televisiva è sicuramente un momento positivo, perché c'è reticenza, c'è paura, c'è gente, adulti che pensano, ipotizzano e temono tantissimo di perdere il lavoro, e in un momento in cui il lavoro si riduce è chiaro che mi difendo, non trasmetto una comunicazione a nessuno che possa in qualche modo limitarmi il lavoro. Però parlarne è la cosa migliore, ripeto, anche a bassissimo livello, soprattutto cominciando dalle scuole. Spesso e volentieri i bambini ci insegnano a comportarci in maniera naturale, in maniera proprio spontanea nei confronti delle patologie anche più gravi, e noi questo stiamo facendo, con grandi difficoltà, perché anche la scuola è un momento critico, perché rappresenta uno dei momenti più importanti nell'arco temporale della giornata. Anche lì dobbiamo riuscire a costruire un percorso positivo. Non sempre è così, non sempre è così, si stanno rivedendo le linee guida ministeriali per la somministrazione dei farmaci a scuola, è un capitolo civilmente importante e aperto e non è così scontato come pensiamo. Io ringrazio Stefano Bellon che Grazie per la prima volta abbiamo visto nella veste di presidente dell'AICE Veneto, la sua competenza e anche, diciamo così, la semplicità di comprendere anche su temi così importanti. Si rinnova anche in questo ambito. Grazie. In bocca al lupo per l'attività con l'associazione, e rinnovo a tutti l'invito il prossimo 4 marzo al Museo della Storia della Medicina di Padova per chi volesse
approfondire o incontrare anche personalità che si occupano in maniera puntuale e molto competente di questo tema. Grazie ancora. Grazie a voi. E noi tra pochissimo ci rivediamo per parlare della chimica, per parlare dello sviluppo, delle possibilità che offre questo settore in Italia con Nausicaa Orlandi, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, una giovane donna padovana molto impegnata, tanto appunto da aver raggiunto la presidenza. Ci vediamo tra poco, arrivederci.